Fotografeggiamento, mi raccomando. Beh, l'ho ripreso, Mario, l'ho ripreso. Sì, ma magari non so. Ciao Mario Masi! Mario Masi! La macchina sua chi no? No, siamo in un angolo nuovo. Dai, aiuto, a capo. A capo. Dai. 1, 3. Vissuto i moti angioiani, un pezzo di storia che ha preso vita grazie all'interpretazione di oltre 300. Giunta al terzo anno di vita si è ripetuta a Ossi, Tissi e Usini ieri la ricorrenza dei moti antifeudali nei 3 anni che vanno dal 1793 al 1796, guidati dall'eroe sardo Gian Maria Angioi. Oltre 350 persone in costume d'epoca hanno ripercorso le tappe della cavalcata storica. Tutto è cominciato ad Usini, dove è stata rivissuta la parte in cui i contadini fanno emergere tutte le perplessità a seguire Angioi da Tissi verso Cagliari e che in seguito vengono persuasi dalle precise garanzie che il raccolto del grano non andrà perduto. A quel punto si va in quel di Tissi, nella piazza del mercato, dove insieme a ossesi e usinesi accolgono con entusiasmo Angioi proveniente da Sassari. L'eroe sardo tiene il suo discorso e l'incontro con le autorità, un'interpretazione fedele alla storia fatta rivivere da Giuseppe Salaris, giovane attore sassarese. Partito Angioi, dopo la fuga e l'esilio, viene simulata l'occupazione di Ossi da parte delle truppe regie, che vengono però cacciate dalle popolazioni di Ossi, Tissi e Usini. Ad Ossi si è poi celebrata la festa, quella che ha coinvolto numerosi gruppi folk del territorio, tra cui il coro di Usini. Soddisfazione per gli organizzatori dell'associazione culturale Gian Maria Angioi, che ormai curano l'evento da 3 anni e che vorrebbero farlo divenire una vera e propria tradizione nostrana. Grande partecipazione ieri. 1796. Gian Maria Angioi invita la popolazione di Ossi a ribellarsi ai feudatari e a unirsi a lui nella marcia verso Cagliari. Il malcontento in tutto il Logudoro è fortissimo. Il duca dell'Asinara aveva imposto un aumento dei tributi alle popolazioni. Ossi, ma anche Osilo e Bono, rifiutarono di pagare, ribellandosi alle truppe viceregge. Una ricostruzione di quegli eventi, che coinvolsero anche le vicine popolazioni di Tissi e Usini, è stata riproposta nei giorni scorsi su iniziativa dell'Associazione Culturale di Volontariato Gian Maria Angioi di Ossi. Angioi proseguì la sua marcia verso Cagliari, ma senza grande successo. Oristano prese atto del fallimento della spedizione. Nei suoi confronti venne emessa una sentenza di condanna a morte. L'esercito viceregio mosse da Cagliari verso Sassari per far sottoscrivere ai comuni del Logudoro il giuramento di fedeltà e sottomissione. A Ossi la popolazione si ribellò e riuscì a cacciare l'esercito. Fu il primo atto di una battaglia che riprese con forza nei giorni successivi fino alla normalizzazione delle popolazioni del Logudoro. Solo il 4 ottobre del 1800 venne firmato il provvedimento di revoca dei diritti feudali acquisiti dal duca dell'Asinara nel periodo dei moti. Quei diritti che Francesco Ignazio Mannu rivendicò al popolo sardo nel suo inno Procurade moderare barones satirani.